abbiamo la difesa Pezzini. Sì, chiedo scusa. Presidente. Avvocato, ha una previsione di durata, non per limitarla assolutamente, ma solo per vedere se fare una pausa oppure no. Dirò sarò breve, perché quando un avvocato dice sarò breve c'è da preoccuparsi, questo credo che voi lo sappiate per esperienza. Quindi sarà lungo? No, mezz'ora. Non ho detto che sarò breve, quindi mezz'ora 40 minuti, insomma, se volete fare una pausa per me non è un problema. Che dite? Avete necessità di una pausa o facciamo tutta una tirata? Se per mezz'ora. Io non ho. Mi adeguo alle dalla tempistica, diciamo, no? Perché è chiaro che non so quanto tempo. Però se è mezz'ora possiamo andare avanti. mezz'ora No? 40 minuti. Se è mezz'ora possiamo andare. Mezz'ora 40 minuti, certo possiamo andare avanti, che se siete tutti d'accordo, insomma. Sì, siamo d'accordo. Paola? Dopo? Che dici? Va bene? Può andare bene? Vabbè, quindi andiamo avanti, siamo tutti d'accordo? Va bene. Presidente, mi scusi, prima che inizi il collega, io mi dovrei allontanare e chiedo di poter essere sostituita. Inoltre volevo dichiarare che il Barretta per le prossime udienze rinuncia a comparire, tranne per l'ultima dove ci sarà chiaramente la lettura del dispositivo, che suppongo sia quella del 20 ottobre. Allora, quindi sin da ora possiamo dire che il Barretta rinuncia a comparire a tutte le udienze calendarizzate, eventualmente anche a quelle che saranno integrate prima della lettura del dispositivo? Assolutamente sì. Va bene. Quindi mi conferma che è quella del 20? Tendenzialmente sì, okay. Se le cose seguono secondo l'ordine previsto dovrebbe essere quella. Perfetto, grazie mille. Presidente, Pezzini è l'ultima difesa di oggi. Sì, è l'ultima. Andiamo avanti, va bene, come ditemi voi. Lei mi autorizza a parlare più di mezz'ora 40 minuti, questo vuol però mi scusi, avvocato Petrelli, da chi è sostituita? Se si allontana? No, io no, perché sono compatibile. La posso sostituire io. La posso sostituire io, non c'è Avvocato problema. Galluccio Amezio? No, tutti incompatibili. La sostituisco io, avvocato Cortazzo che non Paola. Va bene, grazie avvocato. Allora può allontanarsi. È sostituita dall'avvocato Cortazzo. Va bene, allora prego la difesa Pezzini. Grazie Presidente della parola, grazie ai giudici all'attere. Cercherò di contenere, come ho preannunciato, la discussione nei tempi che ho appunto testé citato. Ma credo che sia un processo un po' particolare per quanto riguarda la posizione di Pezzini Emanuela. E c'è una frase che viene tratta dal Vecchio Testamento, dal libro di Ezechiele: le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Qui, parafrasando questa frase, potremmo dire che le colpe dei mariti o dei compagni non devono ricadere sulle compagne o sulle mogli. Credo che questo processo, l'istruttoria dibattimentale, abbia chiaramente dimostrato che la signora Pezzini viene coinvolta in questo processo solo ed esclusivamente in quanto compagna del signor Barretta. Quindi fin da subito non condivido, e lo dico chiaramente e apertamente, quelle che sono le considerazioni svolte dal pubblico ministero nella sua requisitoria e nella sua memoria. E non è una frase fatta, ci sono molti elementi di fatto che mi permettono di arrivare a questa conclusione. Guardiamo un po' inizialmente a quello che è il complesso dell'intera vicenda. Noi abbiamo assistito a diverse udienze, moltissime udienze molto concentrate, dove sono stati sentiti testimoni, imputati, ma soprattutto quello che era il testimone chiave per quanto riguarda la posizione dell'accusa, che era appunto il maresciallo Orecchio. Il maresciallo Orecchio, nella sua lunga testimonianza, sintetizzando quella che era un po' la sua attività di indagine, ha detto chiaro e tondo che tutta l'attività della VEM, questa società che fa riferimento al signor Barretta, era gestita in modo esclusivo dal signor Barretta e dal signor e che aveva questa società come amministratore di diritto
questo signor Raffaele Arcella. Bene, questa non è una circostanza che poi non trova ulteriore riscontro. Se guardiamo appunto, e poi arriverò a quelli che sono gli aspetti che più riguardano precisamente la posizione della signora Pezzini, nel corso di tutta l'istruttoria dibattimentale sfido questo Tribunale a trovare riferimenti fatti dagli altri testimoni, che non siano ovviamente i testimoni della difesa, o dagli imputati, alla signora Pezzini. Tutti quanti, gli imputati, i testimoni, parlano dei rapporti che essi avevano con il signor Barretta. Barretta è, visto che poco tempo fa c'è stato anche il Festival del Cinema a Venezia, è l'attore principale, potremmo anche dargli la Coppa Volpi volendo, ecco, come miglior attore protagonista suo malgrado. Questo perché? Perché tutto nasce dalla sua cattiva gestione imprenditoriale della vicenda. È un dato di fatto, la VEM è venuto il curatore fallimentare, è una società che è nel frattempo fallita. C'è un procedimento penale ed è questo il primo aspetto che mi preme evidenziare a questo collegio, perché nella sua requisitoria il pubblico ministero dà per scontato che la signora Pezzini avesse un ruolo sostanziale nella gestione della società. Non è così. Noi abbiamo subito un dato di fatto molto importante ed è quell'avviso di conclusioni indagini preliminari che ho depositato all'esito dell'esame del signor Barretta all'udienza del 22 giugno, dove risulta che gli indagati per quel procedimento sono Barretta Massimiliano e Arcella Raffaele, uno come amministratore di fatto, l'altro come amministratore di diritto. In quel procedimento non vi è alcuna menzione della signora Pezzini, quindi non corrisponde al vero che la signora Pezzini fosse in qualche modo coinvolta nella gestione finanziaria della società. Abbiamo visto, e anche qui mi riferisco alle produzioni documentali e la testimonianza resa in particolare dalla signora Billato, la signora Pezzini si occupava degli acquisti, era un'impiegata, abbiamo prodotto anche una busta paga, dalla quale risulta che aveva uno stipendio. Precisa domanda del pubblico ministero nel corso del suo esame, la signora Pezzini dice: io non ricevevo utili da questa attività, io avevo uno stipendio. Esame della signora Pezzini il 22 giugno. Questo è il dato più importante. E la stessa signora Pezzini ci riferisce una circostanza che trova pieno riscontro nelle stesse attività di indagini svolte dal pubblico ministero. E dice che non sapeva nulla di come venivano presi questi accordi. Questi accordi gli venivano riferiti dal signor Barretta direttamente. Ed infatti basta guardare la caterva di intercettazioni, da dove risulta che tutti questi accordi per questi investimenti venivano presi direttamente dal Papa, da Senese e dallo stesso Barretta su questi investimenti per l'acquisto di questi ormai famigerati Colmar, che ormai penso che nessuno più comprerà, e nemmeno i jeans di Square. Quindi da questo punto di vista è evidente che non c'è nessuna prova che la signora Pezzini abbia in qualche modo preso contatto diretto con uno di questi signori. Non c'è una prova, non c'è un'intercettazione dalla quale risulta che la signora Pezzini abbia in qualche modo parlato, interloquito con il signor Papa, con il signor Senese Vincenzo, che conosce poi ci arriverò sul punto, conosce successivamente quando il signor Senese Vincenzo va a controllare i suoi investimenti a Verona. Va a controllare investimenti e appunto, questo è un dato di fatto, viene chiamato il controllore perché dice: stanno arrivando questi giubbini, stanno arrivando? Questo è un po' il ruolo che svolge Senese, ma la signora Pezzini non conosce personalmente Senese Vincenzo. Lo incontra al massimo 2 o 3 volte, ce lo riferisce lei, e poi arriviamo anche sugli incontri come vengono svolti. Quindi da questo punto di vista non sa nulla di Senese Vincenzo la signora Pezzini, non sa solo che è una persona che vuole investire nel settore dell'abbigliamento, tant'è che anche nelle varie intercettazioni che sono state portate a conoscenza di questo tribunale da parte del pubblico ministero, la signora Pezzini è sempre preoccupata di voler vendere questi giubbini, di guadagnare su queste vendite. Questo è il dato di fatto, è l'unico dato di fatto. Tant'è che poi la consegna di denaro, parlo in relazione al capo 12, poi arriverò anche al capo 13, non avvengono mai
in presenza della signora Pezzini. La signora Pezzini viene successivamente informata, e secondo me non viene informata del tutto, perché lo dice spesso che lei comunque vedeva questo signor Barretta, molto spesso perso nei suoi pensieri, quindi non sempre gli riferiva cosa succedeva all'interno dell'impresa. Quindi siamo di fronte ad una persona che si trova al di fuori della gestione finanziaria della società VEM, e non c'è alcun elemento che possa affermare il contrario. Non è in alcun modo coinvolta in prima persona nella gestione della società. È ovvio, Presidente, giudice a latere, che è la compagna, si parla di lavoro ogni tanto. Immaginare che il signor Barretta non riferisse nulla di quello che succedeva, delle sue difficoltà, sarebbe assurdo. Sono compagni e compagna, hanno una figlia, e quindi effettivamente il signor Barretta raccontava delle difficoltà economiche in cui si trovava la società VEM. E del resto nemmeno si preoccupava più di tanto, perché comunque il signor Barretta, ce l'ha detto il papà della signora Emanuela Pezzini, era un soggetto uso a chiedere soldi a destra manca, ne chiedeva tanti alla famiglia della signora Pezzini e mai li restituiva. Quindi era una sua abitudine chiedere prestiti per mandare avanti un'attività che effettivamente risultava essere in difficoltà, tant'è che il signor Pezzini aiutava anche il Barretta nell'acquisto della casa. Quindi da questo punto di vista è palese che la signora Pezzini non fosse coinvolta nella società, nella gestione della società. Si occupava degli acquisti, ci dice che effettivamente il pubblico ministero poi ha cercato di capire dalla signora Billato che cosa intendeva, andava presso i fornitori e sceglieva la merce, e quindi poi lavorava oppure dava una mano appunto a redigere queste packaging list. Questo era il suo ruolo, solo questo. Nessun altro ruolo può essere attribuito alla signora Pezzini. La signora Pezzini era estranea totalmente alla gestione finanziaria della società. E ribadisco, questo è l'elemento forte che la difesa ha portato all'attenzione di questo collegio, è sicuramente quell'avviso di conclusione di indagini preliminari nei quali appunto sono indagati Barretta e Arcella per il reato di bancarotta fraudolenta. Ma ci sono altri elementi dai quali emerge chiaramente che della gestione finanziaria la signora Pezzini non si occupava. Mi riferisco, e questo viene riportato dal test Orecchio in più di una sua, in molti passaggi della sua testimonianza, dove addirittura, e questo viene riportato anche dal pubblico ministero nella sua requisitoria, dove il signor Barretta viene richiamato da questa dipendente della banca, perché gli dice: attenzione, tu non puoi perché tu non hai la delega, tu non hai nessuna delega, è Arcella, però parla sempre direttamente con il signor Barretta. Mi riferisco in particolare alla testimonianza e all'udienza del 4 febbraio del 2020, e in questa testimonianza il maresciallo Orecchio dà atto di questa, anzi mi sono sbagliato, è dell'8 febbraio 2021, la pagina 17, che c'è questa chiamata tra Chini e Barretta. Ma non solo, la signora Pezzini nemmeno va mai in banca. Le uniche donne che accompagnano il signor Barretta in banca, e questo ce lo riferisce sempre il maresciallo Orecchio, sono la zia e la mamma, Caterina e Filomena. Non va mai Pezzini in banca, ci va solamente il Barretta con Arcella, appunto, per compiere qualche operazione, oppure con le sorelle, con la zia e la mamma. Questo è riferito a pagina 27 e 66, sempre dell'udienza dell'8 febbraio 2021. Questo a dimostrare che la signora Pezzini veniva totalmente tenuta all'oscuro degli accordi che appunto venivano presi dal signor Barretta in merito alla gestione finanziaria della società. E del resto anche le intercettazioni che riguardano la signora Pezzini, e in particolare mi riferisco al capo di imputazione 12, sono successive alle consegne di denaro
che vengono date da Senese, Vincenzo, a Papa Bernardo e poi a Barretta il 30 agosto 2017 e il 28 settembre 2017. Quindi non c'è prova, assoluta prova, che la signora Pezzini fosse presente e che avesse partecipato agli accordi per la consegna di quel denaro. Sono tutte successive. Quindi da questo punto di vista, per il capo 12, come si fa a dire che la signora Pezzini avesse partecipato a questo accordo di investimenti di denaro? Non c'è prova, non c'è alcuna prova, non c'è un'intercettazione, non c'è un riscontro testimoniale, non c'è nulla. E che la signora Pezzini fosse estranea alla gestione e fosse anche in qualche modo contraria, anzi non in qualche modo, fosse contraria a questo modo d'operare del signor Barretta, dell'ex compagno, si verifica in quell'episodio, riferito al capo 13 in particolare, della consegna di 210.000 euro che avviene presso la casa, se non sbaglio, del nonno. Però, detto questo, cosa succede? Che infatti in quell'occasione la signora Pezzini, appena vede questa consegna, si arrabbia e decide di lasciare il marito. Questo lo riferisce sia il Barretta nel suo esame, sia la signora Pezzini nel suo esame il 22 giugno. Lei proprio critica questa scelta e quindi mi sorprende che il pubblico ministero, sempre nel capo di imputazione 13, imputi a sempre la signora Pezzini la consegna di ulteriori somme di denaro, l'una di 42.000 euro il 14 marzo 2018 e la stessa somma sempre di 15.000 euro sempre il 14 marzo 2018, perché in quel momento la signora Pezzini e il signor Barretta ormai si sono lasciati, si limitano a vedersi sul posto di lavoro, ma non c'è più nessun dialogo. Quindi come fa il pubblico ministero a dire che qui ulteriori 57.000 euro la signora Pezzini ne avesse conoscenza? Non può dirlo, non ci sono intercettazioni, non c'è un riscontro testimoniale. Come? Non c'è alcun riscontro, Presidente? Ed è questo l'aspetto, un altro aspetto molto importante sul quale questa difesa nel controesame al test Orecchio si era soffermato, ed era il fatto che in una intercettazione telefonica si parla tra Senese e Vincenzo e io non mi ricordo mai credo classe 77 a questo punto, e Barretta, in cui si parla di presunti assegni che avrebbe emesso la signora Pezzini a garanzia dei debiti del compagno. Ma non c'è prova di nulla, non c'è prova di nulla. È una telefonata ma non c'è un accertamento bancario, dei riscontri, non c'è nulla. Il progressivo di questa telefonata, lo dice il RIT 1531 del 17, il progressivo è il 23869, mentre le domande che vengono svolte da questo difensore al test Orecchio sono all'udienza del 15 marzo 2021 alla pagina 4. E quindi in tutto ciò è evidente che la signora Pezzini è un personaggio, un soggetto marginale di questa vicenda, un soggetto che non sapeva nulla di quello che stava succedendo, assolutamente nulla, se non successivamente perché il Barretta glielo riferiva, ma a questi accordi lei non ha mai partecipato, non c'è prova. Tant'è che lo stesso maresciallo Orecchio che ci viene a dire che in realtà inizialmente non veniva fatta nessuna scheda sulla signora Pezzini, sempre udienza 15 marzo, è un personaggio che entra attraverso un'intercettazione ambientale sull'Audi in uso, e lo dice sempre ad Orecchio, a Barretta, perché Barretta gestiva la VEM. Ma la signora Pezzini non è mai stata fatta oggetto di intercettazioni telefoniche o d'altro. Viene coinvolta in questo procedimento per, dico, numero 4 intercettazioni, in cui parla con il marito. Questo sta a dire col marito, col compagno, che bisogna sempre stare attenti a parlare con il proprio marito o con la propria moglie, perché si rischia di essere coinvolti ingiustamente in un processo penale, perché questo è, perché la signora Pezzini sta già subendo una pena, che è questo processo, lo dice anche Kafka, che un po' alla volta è il processo che si trasforma in una sentenza, e in questo caso il processo per la signora Pezzini, parafrasando Kafka, è diventato una pena, perché talvolta ci sono anche queste pene che sono pene di natura processuale, non certo pene di natura sostanziale. E sinceramente la richiesta del pubblico ministero di anni 5 di reclusione per una persona che non
non è stata in alcun modo coinvolta in questa vicenda, che non aveva contezza di quello che stava succedendo, che non aveva particolari conoscenze con Senese Vincenzo e con Papa Bernardo. Forse Papa Bernardo lo conoscevo di più perché era comunque una persona che già operava nel settore dell'abbigliamento, ma certo è che attribuirgli questi capi di imputazione con l'aggravante dell'agevolazione prevista dal 416 bis numero 1 è piuttosto singolare, proprio sulla base di quelle che sono le emergenze processuali. Il dibattimento aiuta questo, il dibattimento, il contraddittorio tra le parti, la prova si forma il contraddittorio delle parti, ed è appunto questo, non ci sono elementi a sostegno, ribadisco, a sostegno di quella che è un'eventuale responsabilità della signora Pezzini nel capi di imputazione 12 e 13, ma arrivo anche al capo 23. Il capo 23, anche nella quella che è la requisitoria del pubblico ministero nella memoria, non c'è alcun riferimento alla signora Pezzini, punto. Non c'è alcun riferimento. Basta andare a leggere la memoria, si parla solo della società, della VEM, ma non c'è alcun riferimento. Perché anche in questo caso lei contatti con Sorrentino e Vestiti non li ha avuti. Li ha avuti solo successivamente, lo dice lei in maniera molto chiara e sincera nel corso del suo esame, quando anche queste persone evidentemente avevano prestato dei soldi a Barretta, ma non si sa a che cosa si riferisce questo prestito, non si sa, però è quanto più palese possa emergere. Non c'è alcun nemmeno il pubblico ministero fa un riferimento alla signora Pezzini nel capo 23, ma vi è più. La scorsa all'udienza del 15 settembre, se non sbaglio, il collega, non vedo Lippi, ha depositato quelle che sono le movimentazioni della, non mi viene mai la parola esatta, Sophie Regia, ok, dove risulta che tutti quei soldi appartengono a Leone Antonino, quindi sono soldi leciti, non sono soldi riciclati, quindi anche da questo punto di vista manca l'elemento oggettivo del reato. Mi avvio alla conclusione, penso di stare nei tempi. Quindi si può dire che la signora Pezzini abbia in qualche modo contribuito alla commissione, se sussistono ovviamente questi reati, dei capi di imputazione che gli sono stati rivolti? Io direi proprio di no, non c'è alcun contributo causale né a livello di concorso materiale, non li ha mai ricevuti i soldi, anzi l'unica volta che ha visto quei soldi si è immediatamente dissociata, né alcun contributo morale. O possiamo dire forse che addirittura si è dissociata, ha detto io questi soldi non li voglio vedere, ti stai indebitando un'altra volta. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che c'è un concorso? No, assolutamente, non c'è alcun contributo causale, materiale o morale. Materiale per le ragioni appena esposte, nemmeno morale, perché lei proprio da quel momento in cui riceve questi soldi dice basta, non ne voglio più sapere. Possiamo parlare al massimo di connivenza, al massimo, ma anche qua lo escluderei. Quindi non c'è da alcun punto di vista alcun elemento che confermi l'impianto accusatorio del pubblico ministero, nessun elemento. Abbiamo solo quelle 4 intercettazioni dove c'è una discussione tra marito e moglie, dove il pubblico ministero fa riferimento e si fa forza di questo riferimento con la parola strozzini, ma non è ben chiara se si riferisce, in realtà non è chiara questo riferimento. Perché dico questo? Perché in realtà non sembra riferirsi agli investimenti effettuati tramite Senese Vincenzo, ma perché dobbiamo rivolgerci a degli strozzini se dobbiamo recuperare questi soldi. Quindi nella mente della signora Pezzini quello era un investimento assolutamente lecito, assolutamente regolare, che poteva essere effettuato. Non vi sono elementi che possono, ribadisco, possono sostenere il contrario. Quindi nessun elemento a carico della signora Pezzini. Non si può fondare una richiesta di ben 5 anni, signor pubblico ministero, sulla base di 4 intercettazioni ambientali nell'ambito di un compendio di indagine molto ampio, di un'istruttoria dibattimentale molto approfondita. Le intercettazioni sappiamo che valgono poi quando vengono trascritte come prova, ma devono avere anche dei riscontri. Qui riscontri sul ruolo svolto dalla signora Pezzini non ne abbiamo. Non sappiamo nemmeno quanto conoscesse il signor Senese Vincenzo.
sa solo che per un certo periodo veniva a casa a controllare se questi investimenti andavano a buon fine. È l'unica cosa, ma non ci sono stati incontri precedenti nelle fasi in cui Barretta con Senese, Papa, Sorrentino e Vestiti si sono accordati in ordine all'entità di questi investimenti. Non c'è alcuna prova. Le prove invece, e ribadisco, poi mi avvio alla conclusione, sono quelle portate da questa difesa. Credo che l'elemento fondamentale sia l'avviso di conclusione indagini, ma lo stesso ruolo che viene svolto dalla signora Pezzini, è un'impiegata, si occupa degli acquisti, non si occupa di gestione finanziaria. In banca non ci va la signora Pezzini, ci va Arcella, ci va la signora Filomena Barretta, Caterina Barretta, la signora della banca chiama Barretta, il direttore di un'altra banca del Credito Valsabina chiama Barretta, nessuno mai chiama la signora Pezzini. La Pezzini è un'impiegata, si occupa di acquisti ed ha avuto la sfortuna, questa è una mia affermazione, di incontrare un uomo che a un certo punto della sua vita è incocciato in una serie di difficoltà imprenditoriali che hanno portato a questo processo, perché questo processo nasce dalle difficoltà imprenditoriali del signor Barretta, che comincia a chiedere soldi di qua e di là. Mi concludo. Credo che, lasciatemi questa considerazione di natura personale, che tutti qui abbiamo una funzione importantissima, facciamo parte della stessa funzione, la funzione giurisdizionale, ovviamente da punti di vista diversi. C'è chi giudica, c'è chi accusa e c'è chi difende. Ma tutti abbiamo in mano il bene più prezioso, che è il bene della libertà personale. Questo bene ha un valore assoluto. Non facciamo in modo che questo bene, questo diritto, venga tolto alla signora Pezzini, perché la signora Pezzini è innocente. Ne chiedo pertanto la soluzione con la formula più ampia, chiedendo in relazione ai capo 12 e 13 la soluzione per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato. Per le stesse conclusioni vanno in riferimento comunque al capo anche 23, anche in ragione dell'ulteriore produzione documentale prodotta dall'avvocato Lippi all'ultima udienza. Credo di essere stato di parola, vi ringrazio dell'attenzione e buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, avvocato. Allora, a questo punto possiamo ricordare quali sono le discussioni che erano previste per la successiva udienza del 27 settembre. Sono quelle di secondo programma D'Aloisio, Piancatelli, Sorrentino, Vestiti, Leone ed Alessandro. Mi pare che delle difese indicate sia personalmente presente, non sostituito, l'avvocato Lippi per Leone. Ora, dovendo noi iniziare alle 12 e sarà poi cura della cancelleria disporre i videocollegamenti in funzione di quell'orario, il Tribunale ha ritenuto di inserire un'altra data e scriviamo dopo le udienze del 27 e del 29 settembre, del 1° e del 4 ottobre e prima del 20 ottobre il Tribunale inserisce l'udienza del 11 ottobre 2021, aula Bunker B, ore 9:30. Quindi inseriamo questa ulteriore udienza. Sì, allora 11 ottobre 2021, ore 9:30. Ora, diciamo che iniziando alle 12 non so se riusciamo a finire tutte le discussioni del 27 settembre per quel giorno. C'è disponibilità a variazione da parte sua? Avvocato Lippio, sì, io come avevo anticipato al Tribunale, ecco. C'è il collega Febraro che lunedì ha già un volo, però dove ritorno parte alle 15, quindi da mezzogiorno alle 15 sicuramente non perderebbe il volo. Quindi
ho sentito Febbraro che mi ha dato la sua disponibilità per il venerdì 1° ottobre, se era possibile. Allora, a questo punto Febbraro, quindi la difesa intera del Leone. La difesa intera, sì, Presidente. Ecco, poi dividerete le parti, insomma, come ritenete. La difesa intera del Leone quindi discute il 1° ottobre. Va bene, quindi un attimo solo, il 1° ottobre. In questa data erano previste le difese Mastrosanti, Senese Angelo e Senese Vincenzo, mentre il 4 ottobre Senese Michele e Gaglione. Ora Presidente, le faccio, Avvocato Galluccio, le faccio presente questo, che con l'Avvocato De Federicis avevamo fatto uno scambio tra il 1° e il 4 ottobre, però in considerazione della fissazione di questa udienza dell'11 ottobre, anche delle copiose produzioni fatte anche dal pubblico ministero, per noi ci sarebbe l'intesa a definire le posizioni di Michele Senese e di Angelo Senese, quindi a discutere l'Avvocato Spigarelli, l'Avvocato Leto, l'Avvocato De Federicis nell'udienza dell'11, lasciando gli altri colleghi di distribuire le proprie discussioni alle udienze precedenti, quindi in un'intera giornata riteniamo di poterci riuscire. Questo però dovete mettervi d'accordo voi avvocati. Sì. Siete già d'accordo in questi termini? Possiamo indicarlo? Sì, De Federicis, Spigarelli e Leto sono d'accordo a slittare all'11 ottobre, questo glielo posso garantire. Gli altri colleghi che potrebbero avere comodità o essere agevolati nello slittare le altre udienze, possiamo sentirli, perché oggi vedo che non ce ne sono molti di colleghi presenti. Quindi fermo restando che la difesa Leone va al 1° ottobre, all'udienza del 1° ottobre, per il resto noi lasciamo così e alla prossima udienza, in relazione alla previsione di questa ulteriore udienza, verifichiamo con i colleghi se c'è qualcuno ci farete sapere come volete organizzarvi. Poi, Presidente, nel frattempo quindi il Tribunale conferma il rinvio all'udienza del 27 settembre, aula Bunker B, ore 12, per le conclusioni delle difese. Scriviamo. Presidente, chiedo scusa, mi ha scritto adesso l'avvocato Pecoraro, che difende l'imputato Antonio Sorrentino, chiedendomi se potevo riferire al Tribunale una sua preferenza anche lui verso il 1° ottobre. Mi ha scritto adesso, non so se questo è compatibile con le valutazioni che sta facendo il Tribunale. Me lo ha scritto adesso, comunque sta arrivando, però visto che non è ancora arrivato mi ha detto se non dovessi arrivare per tempo puoi dirmelo. Avvocato, però voglio dire, per quanto ci riguarda, noi abbiamo l'udienza del 27 settembre per D'Aloisio, Biancatelli, Sorrentino, Vestiti e D'Alessandro. Questo non è che la possiamo lasciare vuota perché poi tutti vanno al 1° ottobre. Io riferisco. Cioè, tolta la difesa Leone e cominciando a mezzogiorno, diciamo che è un programma effettivamente che può essere fatto. Va bene? Così ho riferito. Il 1° ottobre, vediamo, allo Stato non possiamo fare nulla allo Stato, quindi rimaniamo al 27 settembre per difese D'Aloisio, Biancatelli, Sorrentino, Vestiti e D'Alessandro. Va bene? Grazie. Poi quella successiva abbiamo Celano, Esposito, Giuliano, Senese Vincenzo, classe 77. Non ho capito, Elena. Sì, faccio subito. E dopo per quelle udienze del 1°, del 4 e dell'11 vi mettete d'accordo tra voi. Va bene? Grazie. Allora, ultimi adempimenti, videoconferenza, salve rinunce, questo sempre, per gli imputati detenuti fuori Roma, traduzione degli imputati detenuti a Roma, autorizzazione a presenziare con mezzo proprio degli imputati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, se interessati. D'Alessandro è detenuto peraltro ma ha rinunciato, autorizzazione a presenziare degli imputati sottoposti a misure coercitive. Grazie signori, buongiorno.